Buongiorno, ben ritrovati con Focus TG. Partiamo dalla violenza giovanile, dalla guerra tra bande scoperta dai carabinieri di Treviso tra Bassano e Pieve del Grappa. Come vi abbiamo detto ieri, 8 i minori che sono stati denunciati, sono tutti tra i 13 e i 15 anni, hanno fatto di tutto, spedizioni punitive, violenze contro bande avversarie, tutto ripreso con il cellulare. Sono state proprio le immagini ad incastrarli. Era destinata all'escalation, la spirale di violenza interrotta dai carabinieri di Treviso, con protagonisti dei giovanissimi, tutti di età compresa fra i 13 e i 15 anni, residenti tra la pedemontana trevigiana e l'area bassanese. Poco più che bambini, hanno inscenato una faida fatta di botte, umiliazioni, vendette reciproche. Ma andiamo con ordine. È il 26 ottobre quando nel parco comunale di Pieve del Grappa un 14enne sotto la minaccia di un coltello viene condotto da 3 coetanei in una zona appartata. È qui che scatta la violenza, calci, pugni, testate. L'aggressore in particolare è un 13enne, gli altri 2 amici fanno da palo e filmano con il cellulare la scena. Il giorno dopo è il 27 ottobre, la nuova imboscata, cambia la location, siamo in via Travettore a Bassano del Grappa. 5 conoscenti del ragazzino picchiato 24 ore prima convocano per un chiarimento il 13enne che da aguzzino diventa a sua volta vittima. Prima lo accerchiano, poi lo minacciano svuotandogli le tasche, schiaffi, sputi, offese, anche in questo caso ripresi con lo smartphone. Ma quello che sembra un trofeo da esibire sui social diventa un oggetto schiacciante di prova man mano che quelle sequenze passano di cellulare in cellulare. In 8 vengono identificati e deferiti all'autorità giudiziaria minorile. Le accuse vanno dalla rapina aggravata alle percosse. Sta di fatto che spesso e volentieri vengono sì deferiti al tribunale dei minori, ma nel giro di poche ore poi vengono rilasciati. Quindi forse bisogna inasprire le pene anche per i minorenni, perché a questo punto oggi Bassano ha il problema legato ai minorenni che ne combinano di tutti i colori. Proprio a Bassano la prossima settimana ci sarà un comitato ordine pubblico con prefetto e questore. E questa questione dei minorenni del baby gang ovviamente la porterò alla loro attenzione, perché insomma è un fenomeno che va sicuramente represso sul nascere, per evitare che poi questi ragazzini diventino dei veri e propri delinquenti in futuro. Sullo sfondo le aggressioni al centro studi della scorsa settimana, simili le modalità. Non si esclude che possano esserci delle relazioni con i fatti di Pieve del Grappa e di via Travettore, insomma una guerra fra bande. Le difficoltà ce le abbiamo anche in centro storico con questi gruppetti di Maranza, che anche questi sono tutti identificati, anche questi più volte deferiti al tribunale dei minori, che poi anche di fronte ad accoltellamenti li ha rilasciati. Quindi penso che al di là del problema sicurezza delle forze dell'ordine ci vuole veramente un inasprimento delle pene. Sindaco di Bassano Nicola Finco, e contro la violenza giovanile in pedemontana sono attivi gli operatori di strada e resta il nodo delle seconde generazioni. Abbiamo implementato delle progettualità che vanno a contattare questi ragazzi, tra virgolette, con un'operatività di strada che serve effettivamente a fare in modo di ricondurre i nostri ragazzi nella giusta via. Sono già attivi gli operatori di strada nell'area del Grappa, dove il fenomeno della violenza giovanile preoccupa e interroga, anche se è lo stesso sindaco Mares a ribadire più volte come questo angolo di pedemontana non sia il Bronx. Lungi da qualsiasi pensiero il fatto che la cosa sia in questi termini. Poi che effettivamente ci sia un problema, un disagio minorile che si percepisce, lo percepiamo noi adulti, lo percepiscono i nostri giovani. Questione di sicurezza ma anche integrazione, fa intendere il primo cittadino di Castelcucco. Nella stragrande maggioranza dei casi, se non nella sua totalità, effettivamente sono ragazzi immigrati di seconda generazione, per cui c'è un problema legato anche alla mentalità che hanno loro e soprattutto alla loro famiglia, per cui conseguentemente anche in questo senso dobbiamo lavorare per cercare di contattare le loro famiglie. Paolo Mares è presidente dell'Unione Montana, da cui dipende anche il servizio integrato di polizia locale del Grappa, nucleo
che lavora a stretto contatto con le altre forze di polizia. Un raccordo tra sindaci sicuramente c'è, ovviamente c'è anche a livello di istituzioni tutte, nel senso dei carabinieri e quant'altro, non ultimo anche il prefetto che è costantemente informato su quella che è la situazione sul territorio. Anche la Chiesa cerca di fare, anzi fa la sua parte, però spesso con grossi problemi per mancanza di risorse. Sentiamo cosa dirà adesso a Federico Fusetti Don Gerardo, il parroco di Castello di Godego, che dice se i fondi vengono tolti agli oratori e usati per altri investimenti, allora non possiamo aiutare i ragazzi. Vediamo, sentiamo. Buongiorno da Castello di Godego, siamo con Don Gerardo Giacometti, buongiorno e grazie di averci ospitato qui, perché Don Gerardo cerca da tanti anni, adesso ci dirà da quanti, di dare una risposta ai ragazzi, cioè di avere un luogo dove poterli far trascorrere il tempo insieme, insomma, che è un po' il compito delle parrocchie, però non ci riesce, non ci sta riuscendo, viene a sorridere pensando a quanti anni sono che cercate di fare questo. È da 10 anni che cerchiamo di dare risposta ai ragazzi di questo paese, ma anche del territorio, perché i ragazzi non hanno le fisionomie dei confini che abbiamo noi, no? Per cui ogni oratorio è un luogo di arrivo, di appartenenza, di nuove partenze, e qui su quest'area abbiamo cercato ormai da 10 anni di realizzare qualche cosa con tutta una serie di progetti che via via sono stati valutati, sostituiti, fino ad arrivare qualche anno fa all'approvazione del progetto definitivo che dovrebbe sorgere su quell'area, per cui è una realtà a cui noi teniamo molto e che speriamo e pensiamo di poter costruire. Finite tutte le procedure con la sovrintendenza, qui ci troviamo in un'area archeologica e di valutazione quindi dell'impatto della nuova struttura, abbiamo ottenuto questa autorizzazione, e anche questa operazione non è stata insignificante, perché qui abbiamo fatto scavi per 60.000 euro per non trovare assolutamente niente. Allora, questa era l'intervista di Federico Fusetti. Adesso andiamo in diretta a Longarone da Fabio Fioravanzi e da Stefano Bozzi per la parte tecnica, perché c'è un vertice sulle infrastrutture delle Olimpiadi invernali del 2026. A te Fabio. Grazie per la linea. Siamo a Longarone in municipio con due figure fondamentali per quelle Olimpiadi per le quali si sta facendo veramente ormai il conto alla rovescia. Davvero non so chi presentare prima, se il commissario di governo Fabio Saldini o il sottosegretario a Palazzo Chigi Alessandro Morelli, due figure fondamentali nello sviluppo di queste ultime giornate. Sentivo Malagò dire, per esempio, cominciamo da lui così. Beh, insomma, è normale che non sia tutto pronto, ma quando mai, anche per una festa di compleanno, 90 giorni prima, 100 giorni prima, è tutto pronto, però i tempi sono giusti. È scorretto dire che non è tutto pronto, è tutto al punto in cui doveva essere. Le 47 opere sportive, 31 indifferibili per le Olimpiadi, saranno pronte così come programmato. Sono in corso in questo momento le pratiche di omologazione, di stress test per preparare gli impianti, veda lo sliding center di Cortina per le Olimpiadi, e stiamo consegnando tutto con i tempi programmati. Invece lei oggi cosa viene a dire? Ma a 91 giorni dalle Olimpiadi diciamo che siamo perfettamente in linea, anzi io non posso che ringraziarvi per il servizio pubblico che stiamo facendo con i nostri cittadini veneti, concittadini, perché noi diamo delle informazioni legate al grande successo che saranno le Olimpiadi. Si è parlato della pista di bob, che vi ricorderete ha segnato fortissime polemiche sul non ci sono i soldi, non ce la farete, non abbiamo abbastanza competenze, e invece proprio oggi da Cortina abbiamo testimoniato come in questo momento gli atleti stiano provando la pista di bob. Altrettanto vale per le numerose infrastrutture che chiaramente modificheranno totalmente l'accoglienza della provincia di Belluno. Però è inevitabile parlare di quello che ha detto il TAR del Lazio, Socrepes.
legittimamente i cittadini che hanno reputato di essere stati lesi hanno fatto ricorso, prima al TAR Veneto, poi richiesta di sospensiva al TAR Lazio ed infine il TAR Lazio si è pronunciato con il merito. Abbiamo letto attentamente la sentenza ieri, una sentenza favorevole, cioè riconosce la correttezza delle nostre procedure, è entrato anche nel merito il relatore giudicando quello che stiamo facendo ed andremo avanti come programmato. Sottosegretario, lei diceva sarà un grande successo. Ai cittadini preoccupati, come nel caso di quelli che citavamo nel caso di Socrepes, cosa risponde? Che le preoccupazioni verranno cancellate dal successo delle Olimpiadi. Ricordiamo, le Olimpiadi porteranno un contributo socio-economico importante a tutta questa provincia, alla Regione del Veneto e chiaramente a tutte le altre vegne olimpiche, e quindi noi siamo certi che tra qualche anno non solo saremo qui con un grande sorriso perché abbiamo delle infrastrutture nuove che permettono di migliorare la qualità della vita dei nostri concittadini, ma anche dal punto di vista socio-economico si sarà sicuramente molto meglio. E qua grandi infrastrutture, parliamo della variante di Longarone? 11,2 km di variante in una delle zone più intasate della 51 e con il maggior tasso di incidentalità, 840 giorni di lavoro, andremo in gara con un appalto integrato entro la fine di questo mese con il 10% di variante annunciata. È un grande progetto complesso, molto interessante. Per quanto riguarda invece San Vito, problemi che ci sono stati, che si sta studiando, si può dire qualcosa? Non mi occupo di San Vito. Per chiudere, per lasciarvi andare, possiamo dire che complessivamente ottimismo? Non c'è ragione per non essere ottimisti, mi scusi. Mi sono interessato del perché di questa domanda, perché oggi siamo qui a dire che la gara per la variante Longarone, quella più importante in assoluto, oltre 400 milioni, tra poche settimane verrà indetta. Stiamo assolutamente sul pezzo per quanto riguarda tutte le altre varianti che toccano la provincia di Belluno, e siamo finalmente col sorriso sul fronte della l'opera olimpica sulla quale ci sono state le maggiori polemiche, cioè la pista di bob. Quindi non c'è ragione per essere dubbiosi. Lei concorda con quello che ha detto il sottosegretario? Sottoscrive? Non solo lo sottoscrive, ma lo sostengo quotidianamente. Allora grazie, perché tra poco c'è la conferenza stampa dove ci collegheremo, se volete, in diretta per sentire quello che diranno. Grazie ai nostri ospiti, la linea torna al direttore. Grazie molte Fabio Fioravanzi, al commissario straordinario del governo Fabio Massimo Saldini, e ovviamente al sottosegretario Morelli. È importante capire, appunto, fare il punto della situazione come è stato fatto, e con i tempi che sono stati pienamente rispettati. Adesso andiamo in diretta ad Abano Terme, perché caccia un maniaco che ha tentato di adescare una ragazzina. Andiamo da Marta Zatta. A te, Marta. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri radioascoltatori. In questo momento ci troviamo in Piazza Mercato ad Abano Terme, dove martedì una ragazzina, una studentessa dell'Istituto Comprensivo Vittorino da Feltre, alle mie spalle, è stata avvicinata da un uomo a bordo di un furgone bianco, come l'ha descritto appunto lei, alle forze dell'ordine, che ha tentato di adescarla dicendole che era un amico della madre, invitandola a salire per accompagnarla a casa. Al primo rifiuto l'uomo ha continuato ad insistere, ma fortunatamente è arrivata la nonna che l'ha fatto scappare. La ragazzina, preoccupata, intimorita, insomma, ha raccontato tutto subito alla nonna, alla mamma, che poi si sono rivolte alle forze dell'ordine. È descritto come un uomo con pochi capelli, biondo, sui 40-50 anni, con un grosso orecchino sul lobo destro dell'orecchio. Ecco, non, da quello che insomma si è capito, non dovrebbe essere di origine italiana. Le forze dell'ordine si sono subito attivate per rintracciare l'uomo. Noi abbiamo sentito anche il sindaco di Abano Terme, Federico Barbierato. Ascoltiamo cosa ci ha detto.
Stiamo seguendo da vicino proprio l'evolversi anche delle indagini che stanno compiendo i carabinieri, gli approfondimenti, perché anche nel territorio abbiamo parecchie videosorveglianze e quindi credo che si stia verificando tutto quello che poi è stato segnalato. Sicuramente è alta l'attenzione, sicuramente seguiamo da vicino l'evolversi di questa situazione e manteniamo la calma, perché naturalmente è alta la fiducia nella soluzione di questa segnalazione, e poi naturalmente di stare tutti allerta, naturalmente attenti a qualsiasi segnale, a qualsiasi elemento che possa essere anche utile all'approfondimento di queste indagini. Avete già un'idea su chi possa essere? No, oggi c'è il massimo riservo nell'approfondimento che avviene da parte delle forze di polizia, in particolare i carabinieri, in collaborazione anche con la nostra polizia municipale, quindi crediamo che a breve questa faccenda verrà identificata e verrà chiarita, e quindi invitiamo tutti alla massima collaborazione. Ecco, quindi avete sentito il sindaco: chiunque avesse notizie o dovesse riconoscere l'uomo, in base anche alla descrizione che vi abbiamo fornito, è quello di rivolgersi alle forze dell'ordine. Per il momento da Abano Terme è tutto, a te la linea. Grazie Marta Zatta e a Cristian Roque Allende per la parte tecnica. E vediamo adesso, andiamo sul fronte dei furti, è un flagello vero e proprio, come diciamo ogni giorno. A Monte Berico, zona che viene spesso battuta dai ladri, un colpo in una villa sventato grazie al tam tam in chat del controllo di vicinato, che ha allertato immediatamente le forze dell'ordine. Ce ne parlano Luisa Bertini insieme a Simone Squarcina con Nicolò Naclerio, consigliere comunale portavoce del gruppo di cittadini. Siamo nell'area di Monte Berico, zona che negli anni viene spesso battuta e visitata dai ladri. Sono in compagnia con Laura Cattaneo, una delle responsabili della chat dei residenti di quartiere, e con Nicolò Naclerio, capogruppo in Consiglio Comunale di Fratelli d'Italia. Sono riusciti a sventare un tentativo di ingresso dei ladri proprio l'altro ieri grazie al tam tam via chat. Cos'è successo? È successo che nel pomeriggio di mercoledì, intorno alle 6:15, è arrivato un messaggio di un vicino di via Poliziano, il quale si è accorto che c'era qualcosa che non andava, c'erano dei movimenti strani, e quindi è stata allertata subito, sono state allertate le forze dell'ordine, come è giusto che sia. Noi ci siamo monitorati tra di noi, quindi a quel punto abbiamo cercato anche di tornare a casa per disturbare un po' la questione, e devo dire che dalle telecamere, quelle delle case, si vede che chiaramente stavano guardando dentro le abitazioni per capire se riuscivano ad entrare al volo e prendere quello che trovavano, perché poi fanno queste incursioni che durano anche 10 minuti, 12 minuti, non necessariamente una cosa lunga, però abbastanza da creare grossi problemi agli abitanti della zona. Ecco, questa è una dimostrazione di come il tam tam tra i cittadini sia efficace, di questa chat nata 2 anni fa. Sì, questa è la dimostrazione pratica, è un esempio di quanto sia importante la collaborazione tra vicini, tra vicinato, tra residenti, tra cittadini, che è riuscita a sventare l'ennesimo tentato furto in questa zona. In questo periodo ovviamente teniamo sempre le antenne alte, come si suol dire, cerchiamo di coordinarci tra di noi, di farci vedere anche in strada. Infatti a seguito di questo tentato furto siamo comunque accorsi tutti proprio per evitare il fattaccio. Attendiamo ancora dall'amministrazione le nostre proposte, che sono state votate all'unanimità dal Consiglio Comunale, come i target system, come la videosorveglianza. A che punto sono? Perché ripeto, questa è sempre la zona, diciamo, più in di Vicenza, e quindi più battuta da questi malintenzionati. Ecco, l'avete sentito, un tentativo di ingresso dei ladri in abitazione che è stato sventato grazie al tempestivo intervento dei cittadini, che si sono mobilitati tra loro e hanno chiamato le forze dell'ordine. Io ringrazio i nostri ospiti per essere stati con noi.
Grazie molte Luisa Bertini e Simone Squarcina da Vicenza. I ladri scatenati soprattutto nella Marca trevigiana, furti spesso messi a segno con le persone dentro casa, cioè chi si trova anche a faccia con i malviventi, come è successo l'altro ieri ad una ragazzina che è rimasta sotto shock. Sentiamo la nostra redazione di Treviso. Io ho preso tanta paura, perché ho sentito mio marito urlare e non era un urlo solito. Ho detto, sto qua sta morendo, cosa pensi? Un urlo e il terrore che travolge la famiglia Moro nell'abitazione di Pralongo a Monastier. Marito e moglie sono in casa, sono circa le 18. Il marito sale nella zona notte per controllare un termostato quando si trova faccia a faccia con un uomo incappucciato. Ce lo siamo trovato dentro, mio marito, se l'ho trovato davanti. Poteva reagire e far del male a suo marito? Più che altro mio marito è cardiopatico. Bene, dobbiamo dire che è andata bene? Dobbiamo dire così? È arrabbiata? Tanto. Lui è scappato perché non mi ha affrontato, le scampa. Il malvivente per introdursi in casa ha appoggiato la scala utilizzata dal signor Renato per potare gli alberi. Con un trapano a mano ha forato la finestra di un bagno, ha girato tra le camere da letto fino all'arrivo del padrone di casa. Mi ha preso un po' di scatole portagioie, ma mi ha portato via un cassettino del Comò, che è un Comò vecchio rimesso a posto. Cosa c'era nel cassettino? Non ricordo bene tutto, ma un biglietto scritto da mia figlia per la festa della mamma. E dispiace? Sì, perché me l'ero messo via. A quel punto il malvivente si è chiuso a chiave in bagno ed è scappato dalla stessa finestra da cui era entrato. Le è venuto giù per la finestra, ha fatto un salto grande. Là le cascava per terra perché aveva trovato una fedina e dopo le saltava a siepe e poi i campi. Un incubo per questa coppia che fatica ora a riprendere la vita di sempre. Notte non ho chiuso occhio, ho dovuto prendere, adesso ho preso una tachipirina, sono rimasta forse, non so... Sotto shock. Pochi chilometri più in là, a San Cipriano di Roncade, in viale Trento Trieste, almeno 4 le abitazioni prese di mira, probabilmente da chi aveva agito a Monastier. Anche qui, per introdursi in una villetta, hanno usato un trapano a mano. Hanno fatto un disastro, racconta il proprietario, parlando di quello che i malviventi hanno lasciato dietro di sé. Stanza a soqquadro e nel bottino, ancora una volta, sono finiti i ricordi, gioielli appartenuti alla madre, venuta a mancare qualche tempo fa, della padrona di casa. Dolore che si aggiunge ad altro dolore. Quello stesso senso di insicurezza che vive la famiglia che abita in affitto in una villetta poco distante da qui. Ladri in azione all'imbrunire, dopo aver forzato una porta finestra sul retro, hanno svuotato cassetti e armadi alla ricerca di gioielli. A sparire per sempre oggetti in oro appartenuti alla nonna e alla bisnonna, oltre agli orecchini della figlioletta di 5 anni. Il danno maggiore è che tutto quello che avevano hanno preso tutto l'oro. Danni fisici no, psicologici rimane. No, quell'ombra nera. Immagino che la signora insomma, aveva tutte le sue cose e adesso non le ha. Non tornano più. Sempre nella stessa serata, ma stavolta a Mogliano, diversi colpi segnalati. Nella frazione di Marocco, furto in un'abitazione di via Martiri Belfiore, mentre i proprietari sono a cena fuori. In pieno centro, invece, intorno alle 18:45, 4 uomini con il volto coperto da una calza si sono introdotti in una villetta di via Pavan. All'interno un'anziana di 90 anni. Gli uomini, ripresi dalle telecamere dell'abitazione, dopo aver scavalcato il cancello, hanno tentato di forzare un infisso. Attirata dal rumore, l'anziana ha aperto la finestra e si è trovata faccia a faccia con un uomo che prima le ha chiesto scusa, poi è scappato con gli altri complici a bordo di un'auto nera. Servizio di Francesca Bozza ed è davvero difficile tenere il conto delle segnalazioni e poi dei furti messi a segno in provincia di Treviso. C'è il responsabile di un'associazione proprio che si batte contro i ladri che dice che tra i cittadini cresce la voglia di armarsi e si rischia di finire in un Far West con la giustizia fai da te.
Sono delle squadre molto organizzate che arrivano e continuano a far furti ma proprio uno dopo l'altro o anche contemporaneamente, quindi a questo punto possiamo anche pensare e capire che sono organizzatissime, forse da una cima di qualcuno che comanda questo movimento. Un bollettino di guerra, almeno una ventina, i furti nella Marca tra il tardo pomeriggio e la sera, contando solo quelli che sono stati segnalati sulle tante pagine Facebook, ad iniziare da furti in corso. Un elenco lunghissimo di colpi tentati o andati a segno. A San Vendemiano, in via Garibaldi, località Fossa Merla, ladri forzano un infisso dell'appartamento al primo piano di un condominio tra le 16 e le 17, mentre la padrona di casa è fuori per recuperare il figlio all'asilo. Alla fine desistono, forse alla vista del sistema d'allarme. A Volpago, in via Fragiocondo, siamo a Selva, malviventi forzano la doppia finestra di un bagno sul retro della casa, mentre la ragazza che vi abita è all'interno, è proprio lei a metterli in fuga. Sempre a Volpago, intorno alle 17:30, è un rumore ad allertare una signora che sta lavorando al PC alla scrivania di casa. Ho sentito fischiare appena fuori dalla finestra e sono corsa fuori, però non c'era più nessuno. La stessa cosa mi è successa lunedì. Mi affaccio alla finestra per chiudere il balcone, nel momento in cui apro la finestra sento di nuovo lo stesso fischio. Quello stesso fischio avvertito da alcuni vicini prima che venisse messo a segno un furto. Non è un vivere bene. Siamo tutti quanti impauriti, viviamo con l'ansia, con l'angoscia, perché la cosa che spaventa di più è che purtroppo entrano anche se ci sono le persone a casa. E ancora a Giavera, all'ora di cena, battuta dai ladri via Carretta. In diversi episodi i ladri agiscono silenziosamente nonostante la presenza in casa dei proprietari, praticano un foro sulla finestra o poggiano al muro una scala trovata in giardino. Ma l'elenco continua a Cornuda, Quinto di Treviso, Castelfranco, in viale Italia e viale Cabotto. Talmente tante segnalazioni che lo stesso Cristian Demma fatica non poco a visionare. Insieme a questi messaggi decine quelli di cittadini pronti ad armarsi per proteggersi. Che continuano a scrivermi: come posso comprare un'arma, hai il nome di un'armeria, tu che hai fatto tanti anni di tirasegno, dimmi come fare, eccetera. Cioè c'è una situazione un po' fuori controllo di questa situazione delle armi, perché avere un'arma in casa è molto molto pericoloso e molto importante. C'è un rischio di Far West? Ma c'è un rischio di Far West. Una richiesta di difesa cresciuta nelle ultime ore dopo la notizia che l'anziano che a Grignano nel Rodigino ha sparato ad un ladro ferendolo alla gamba non è stato indagato grazie a quanto previsto dalla legge sulla legittima difesa. Ma Demma avverte: ogni situazione va analizzata nel suo contesto, sbagliato generalizzare. Non è che da oggi in poi si può andare a sparare a tutti quelli che arrivano in casa comprando un'arma in qualsiasi armeria. Se ci rubano l'arma devo avere problemi per incauta custodia d'arma e poi anche il peso della coscienza se quell'arma venisse un giorno usata per un delitto. Incidenti stradali a raffica purtroppo anche, e non soltanto in Veneto. 2 bambini che sono stati investiti in Lombardia sono in gravissime condizioni, e qui invece parliamo di una 83enne che è stata travolta da un furgone anuale. Andiamo in diretta da Ilaria Marchiori e Sandro Ponchio. A te Ilaria. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Ci troviamo proprio qui vicini al punto in cui ieri questa signora di 83 anni è stata investita dal furgoncino anuale in via Bregolini, qui a pochi passi dal negozio Easy Market, qui vicino nei pressi delle strisce pedonali. Le sue condizioni al momento sono quelle della prognosi riservata. È ricoverata all'ospedale di Mestre, dove è stata immediatamente portata. Qui insieme a noi c'è il sindaco di Noale, Stefano Sorino, che ci può dare anche magari qualche dettaglio in più sull'accaduto, anche se specifichiamo che la dinamica è ancora al vaglio delle forze dell'ordine. Sì, confermo che la dinamica è ancora in fase di indagine, quindi come dicevi tu è al vaglio degli inquirenti. Dispiace molto ovviamente per quello che è successo, siamo molto vicini a lei e alla famiglia della signora. Ci sentiamo, come mi sento di dire, che in questo caso specifico la strada è da considerarsi una strada comunque sicura da un punto di vista della prevenzione. Le strisce pedonali sono ben illuminate, la strada non presenta segni particolari di cedimenti sulla carreggiata o quant'altro. Siamo vicini al centro storico, quindi sarà da capire effettivamente come mai è successo e qual è stata la causa del sinistro. Attendiamo
attendiamo l'esito delle indagini. Ecco, anche perché non è una strada in cui c'è scarsa illuminazione o comunque una strada in cui c'è poca sicurezza, dove magari come in altri luoghi avvengono molti più incidenti. Sì, assolutamente. Questa è una strada, un'arteria molto trafficata, una parte della Noalese, siamo a ridosso del centro storico, ripeto, è una strada ben tenuta, ben illuminata. Le strisce pedonali sono ben segnalate, ci sono marciapiedi da un lato e dall'altro della carreggiata, per cui ripeto, sì, potrebbe, usiamo il condizionale, ovviamente anche essersi trattato di una distrazione da parte di questo automobilista. Ah beh, certo, nell'alveo delle ipotesi questa sicuramente vi rientra. Usiamo sempre il condizionale, ovviamente. Certo, finché non sarà chiara la dinamica appunto al vaglio delle forze dell'ordine, lo ripetiamo, mentre la donna è ricoverata in prognosi riservata a Mestre. Non è l'unico incidente di cui parliamo, perché questa mattina tangenziale di Mestre completamente bloccata, perché intorno alle 6:30 un tir ha perso il controllo finendo contro le barriere di sicurezza laterali. Il conducente ne è uscito illeso, ma durante lo schianto il mezzo pesante ha sversato carburante sulla carreggiata. Potete capire il disagio. Quando sono intervenuti i vigili del fuoco hanno dovuto intervenire e liberarla. Questo che cosa ha comportato? Il formarsi di lunghe code, dunque il traffico ne ha risentito pesantemente, soprattutto nelle zone tra Marcone e lo svincolo Terraglio, ma anche chi dal Trevigiano per esempio arrivava verso Mestre, verso Marghera, con gli automobilisti che sono rimasti in coda per più di un'ora. Potete capire, l'orario di punta ha influito non poco al crearsi di queste code e i disagi degli automobilisti. In ogni caso, lo ripeto, non ci sono stati comunque feriti, ma solo un grosso impatto sul traffico lungo la tangenziale di Mestre. Io ringrazio il sindaco Stefano Sorino. Qui da Noale è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie molte Ilaria Marchiori. In tanti a Conco sono stati alla cerimonia di ricordo di Stefano Angonese, il ragazzino travolto e ucciso da un'auto a poche centinaia di metri da casa. A lui, intitolata la palestra comunale della scuola, in suo ricordo è stata piantata una magnolia e dedicata una borsa di studio. Ci racconta tutto Vanessa Banzato con il nostro operatore Alessandro Costacurta. Una grande festa in ricordo di Stefano Angonese, il ragazzino di 13 anni travolto e ucciso 2 mesi fa da un'automobile a poche centinaia di metri da casa. Siamo a Lusiana Conco, nello specifico ci troviamo proprio nel cortile della scuola di Conco, con me la sindaca Antonella Corradin, il fratello di Stefano Angonese Samuele e il dirigente dell'istituto comprensivo Riccardo Poletto. Io partirei subito dalla sindaca di Lusiana Conco, perché è davvero un'intera comunità che si è voluta riunire oggi. C'è la famiglia, c'è l'intero paese, c'è la scuola per ricordare questo ragazzo e la sua anima bella. Certo, prima di tutto la comunità scolastica, proprio per ricordare il ragazzo che frequentava questa scuola, e poi la palestra e quindi tutti i giovani. L'associazione sportiva ha fatto questa proposta di intitolare la palestra al nome di Stefano, proprio per esprimere, per rappresentare quelle che erano le sue doti principali e più belle: la voglia di vivere, l'entusiasmo, la generosità nei confronti degli amici. Ed è una cosa molto importante che ci fossero oggi, oltre a molti cittadini, ma anche proprio tanti ragazzi, proprio a testimoniare questa vicinanza e questo desiderio di portarlo nel cuore, oltre che nella memoria, perché lì rimarrà sempre Stefano. Uno dei nostri ragazzi. Esatto, e infatti la targa l'abbiamo fatta proprio così: palestra comunale Stefano Angonese, uno dei nostri ragazzi. Dirigente Poletto, proprio nel cortile della scuola è stato piantato un albero, nello specifico è stata piantata una magnolia, proprio che rappresenta quello che era questo giovane.
Sì, abbiamo voluto mettere un essere vivente in questa scuola che rimarrà qua per sempre, perché il ricordo di Stefano, dei tanti doni che ha lasciato in prima istanza ai suoi compagni di classe, ma anche a tutti i ragazzi di questa scuola, che non è una scuola molto grande, quindi gode di un clima familiare. Questi doni sono davvero tantissimi, e allora questa pianta e la targa che la ricorderà, che le intitolerà Stefano, saranno un segno che rimarrà per sempre, e l'impegno a portare avanti questi doni, questi talenti che Stefano ha vissuto in prima persona, ma che ha anche dato come esempio a tanti suoi compagni. La palestra, la pianta, e poi ci sarà anche una panchina che adesso in questo momento non si può vedere, però anche questo è un gesto che arriva proprio dalla comunità. Sì, la stiamo ultimando perché è stata donata da una signora talmente generosa da voler rimanere anonima. La stanno verniciando, colorando i suoi compagni di classe, e appena ultimata sarà messa qui nel parco proprio adiacente alla struttura scolastica, che è uno dei luoghi di ritrovo più frequentati dai bambini e dai ragazzi di Conco. Non è tutto, perché proprio oggi c'è stato rivelato un ulteriore gesto in ricordo di Stefano Angonese. Ce ne parlerà proprio il fratello Samuele, ma prima, Samuele, voglio chiedere cosa significa per voi questa giornata? Per noi significa imprimere il ricordo, renderlo indelebile, il ricordo di Stefano per tutta la comunità, per gli amici che hanno condiviso l'avventura insieme a Stefano, della vita, delle loro esperienze. E per questo ringrazio tutti. Si diceva, c'è un quarto elemento che è stato proprio presentato oggi, proprio da te, il ricordo di Stefano, una borsa di studio. Vogliamo come sorpresa per tutti gli alunni che frequentano l'Istituto Mario Pozza, una sorpresa che è una borsa di studio dedicata come monito e motivazione per tutti gli alunni che si impegneranno in questo percorso di studio, ma non solo, di comunione con gli altri compagni, di integrazione, di rapporto, di amicizia, e soprattutto che impareranno abilità che gli serviranno per il futuro, e non solo. Stefano sarebbe felice di questa giornata? Stefano sarebbe felice, lancerebbe qualche petardo per essere qui con noi, sicuramente qualche spettacolo pirotecnico l'avrebbe voluto fare. Grazie a Vanessa Banzato e Alessandro Costacurta. Adesso andiamo a Pregazioli in diretta da Christian Arboit, perché continuano, e torniamo al dramma dei proprietari derubati, ai furti, ma in questo caso il cane ha messo in fuga i malviventi. A te Christian. Buongiorno direttore, esatto, stavolta c'è un lieto fine, ma si sono vissuti comunque attimi di paura, di terrore qui in via Marmolada. Siamo a Preganziol e siamo con Filippo Cestaro, proprietario della casa che vedete, che mercoledì sera alle 20:11, minuto preciso, è stata visitata dai ladri. Non solo questa casa, ma anche l'abitazione attigua. Nel video che forse riuscite a vedere, in ogni caso lo vedremo questa sera nel corso dei nostri telegiornali, si vedono distintamente tre banditi, tre delinquenti a volto coperto. Filippo, ripercorriamo quei minuti concitatissimi. In casa, nella tua casa, c'è la tua fidanzata? Sì, c'era la mia ragazza, io ero fuori, mi chiama alle 8:11 dicendo che sentiva rumori sul tetto, parlare, erano stranieri, ve li ho sentiti dall'accento, e che era terrorizzata perché sentiva che battevano e sono corso subito a casa. In 5 minuti io sono arrivati, loro sono stati circa 3 minuti, e dopo, riguardando le telecamere, abbiamo ricostruito cosa è successo. Praticamente sono entrati a casa della vicina, non sono riusciti a entrare dall'ingresso principale, sono saliti sul tetto probabilmente con una scala, e sono entrati sul mio tetto e hanno guardato all'interno delle mie finestre, che probabilmente hanno visto la mia ragazza,
che urlava giustamente, e hanno preferito di entrare a casa della mia vicina. Per fortuna non sono entrati da me e sicuramente hanno fatto danni. Adesso non so cosa gli abbiano portato via o che danni abbiano fatto, però sicuramente qualche finestra e qualche porta rotta se l'è presa. Quindi diciamo che inizialmente hanno tentato il furto nella tua abitazione, hanno visto, sentito la tua fidanzata che gridava, poi c'erano i cani anche che nel frattempo erano entrati in azione, che abbaiavano, e sono entrati dall'altra parte, dalla parte della tua vicina di casa, che in questo momento non è appunto a casa all'interno dell'abitazione, e lì hanno asportato qualcosa che tu sappia. Non so cosa abbiano portato via, non mi ha detto, non lo so, però sicuramente danni, come dicevo, ne hanno fatti. Quindi ad un certo punto loro però se ne sono andati, questo lo si vede anche dalle telecamere. Cosa è successo? I cani hanno iniziato a abbaiare, l'allarme comunque era partito, loro secondo me hanno calcolato qualche minuto, sì, in caso di arrivo di forze dell'ordine, ok, però in maniera molto tranquilla se ne sono andati, non scappando, correndo. Avevano una mazza sulle spalle e camminando se ne sono andati via, assurdo. Quindi tranquillamente con una mazza da baseball sulle spalle. Quelle da cantiere, quelle da carpentiere, per capirsi, quelle grandi. Una mazza da carpentiere addirittura. Sì. E quindi insomma dopo immagino che ci sia la sensazione anche dello scampato pericolo di fronte a queste immagini. Beh sì, sicuramente mia amorosa è rimasta un po' traumatizzata, perché insomma una ragazza indifesa dentro casa ha avuto molta paura. Se c'ero io probabilmente gli sarei corso dietro, perché a me fanno venire rabbia queste situazioni, sicuramente non mi nascondo dentro casa. Avresti reagito? Sicuramente sì. Ed è rischioso? Sicuramente è rischioso, però la proprietà privata per me è fondamentale, cioè a casa mia non entrano, o se entrano è un problema loro. Filippo, ci puoi presentare questi due cani eroi? Adesso sono molto tranquilli. Direttore, inizialmente non era così quando siamo arrivati con Edoardo Paris, adesso si sono abituati, un po' imbarazzati. Ecco, ce li presenti? Sì, lei è la Vittoria, Vicky, e adesso arriva anche la Ipa. Quindi Vittoria e Ipa? Sì, Vittoria e Ipa. E lei è tremenda, è quella che li ha fatti scappare. Quindi Ipa quanti mesi ha? Quanti anni ha? Qua ha 1 anno e l'altra ne ha 3. E quindi sono stati fondamentali? Sì. Sono state fondamentali? Sì, esatto. Loro sono stati salvati dal canile, li abbiamo presi in canile e basta. E hanno fatto il loro dovere? Certo, sì, sicuramente. Senti Filippo, prima dicevamo qui ai cittadini, ai proprietari di casa non resta che, non so, cosa resta da fare? Io sono dell'idea che bisognerebbe fare come in America, bisognerebbe armarsi e dovrebbero tutelare di più il cittadino onesto e non il criminale. Questo dovrebbe essere fondamentale. Quindi le misure dure? Sì, sicuramente. Sicuramente se uno sa che entra in casa di un altro e rischia di prendersi un colpo ci pensa 2 volte. Se uno va a lavorare onestamente queste cose non succedono, quindi non avrebbe nulla da temere. Senti, adesso la tua fidanzata come sta? Ha preso paura, quindi sì, sta all'occhio, ecco, non dorme tranquilla, quello sicuramente. Quindi tu dici ai cittadini non resta che armarsi o comunque anche nei limiti di quello che è possibile fare trovare delle soluzioni. Secondo me un'arma in casa non fa male, ecco, giusto per la difesa personale, quello non fa male assolutamente. E l'episodio tu hai fatto denuncia regolare ai carabinieri? No, io no, probabilmente l'ha fatta, anzi sicuramente l'ha fatta la mia vicina, perché dopo è arrivata anche la sicurezza privata, quindi gli ho mandato i video anche a loro dell'accaduto, quindi sicuramente hanno denunciato. Ecco, quindi quei video saranno utili probabilmente anche ai fini proprio dell'indagine? Sì, speriamo, sono a volto coperto, quindi dubito, però magari si vede la stazza delle persone, erano in 3, magari riescono a riconoscerli in altri furti che hanno fatto quella sera, se escono altri video. Ecco, tu parlavi di accento straniero, scusa la domanda, si è capita la provenienza? Secondo la mia ragazza che li ha sentiti ha detto molto probabilmente erano albanesi. Okay, quindi accento dell'est Europa? Sì. Quello è stato avvertito nitidamente, insomma. Sì.
Lei ha urlato questo? Sì, era al telefono con me che urlava, infatti io gli ho detto non sta a buttare giù la chiamata, stai al telefono che sto arrivando, quindi tempo 5 minuti sono arrivato a casa io. Grazie Filippo per questa testimonianza, grazie a, ripetiamo il nome? Ipa e Vittoria. Ipa e Vittoria che, ripeto direttore, hanno fatto il loro dovere qui in via Marmolada mercoledì sera, ma furti in zona Preganziolo ci sono stati anche in via Gorizia, nell'altro quadrante della cittadina, quindi al di là del terraglio. Qui per intenderci siamo verso Zero Branco, insomma è un quadro in continua evoluzione, le storie sono tante da raccontare. Per il momento è tutto con Edoardo Paris. Ti restituisco la linea. Grazie molte davvero al nostro inviato Christian Arboit con Edoardo Paris per la parte tecnica. Così siamo messi purtroppo in un silenzio assordante dei grandi giornali e dei nostri parlamentari a Roma, che non fanno un cenno a quello che i veneti stanno subendo in questi ultimi mesi in particolare. Ne abbiamo parlato e ne parliamo ogni sera a Focus. Sentiamo cosa ha detto ieri il presidente della provincia di Treviso e sindaco di Castelfranco, Stefano Marconi. Ridurre questa piaga, possiamo definirla così. Noi eravamo abituati nelle generazioni passate a seguire il motto porte aperte tende casa, oggi non è più così. E riflettevo intanto che l'ascoltavo su che cosa posso fare per esempio da sindaco, quali strumenti ho, fin dove si possa arrivare e che cosa si possa fare in relazione, in rete con le altre forze deputate al far sì che le leggi vengano rispettate. Da sindaci, partendo dal concetto, dal presupposto che secondo me sono 3 le linee che garantiscono la sicurezza: la prevenzione, il controllo e la repressione. Noi da sindaci possiamo agire in forme di prevenzione, magari cercando di fare forme di sensibilizzazione in accordo con le altre forze di polizia. Ricordo alcuni protocolli sottoscritti e alcune azioni fatte nei territori per formare ed informare la popolazione sui pericoli che possono derivare da truffe piuttosto che da aggressioni che arrivano in casa, corsi di autodifesa. Per il tema dei controlli si punta sui sistemi di videosorveglianza che portano con sé un po' di deterrenza, anche oltre che ad essere strumenti che poi ti aiutano a posteriori nel momento in cui un delitto viene compiuto. Così Stefano Marconi ieri sera a Focus. Avete visto nel servizio precedente le immagini in esclusiva che abbiamo dato con i ladri che si muovevano all'esterno della casa. A un certo punto li si è visti anche sul tetto. E c'è violenza anche nei parchi pubblici, purtroppo in quello di Villa Querini a Mestre è stato aggredito un egiziano che però poi ha fatto arrestare il suo aggressore. Vediamo. Mentre si cerca ancora il tunisino che lunedì sera ha coltellato un connazionale di 33 anni operato d'urgenza all'ospedale All'Angelo per ferite multiple tra torace e addome, a Mestre nelle scorse ore si è consumata l'ennesima aggressione. Un cittadino egiziano è stato prima fermato, minacciato e poi aggredito anche con pugni al volto. A sorprenderlo mentre passava con il suo monopattino elettrico per il parco di Villa Querini circa 3 soggetti. Il loro intento era rapinarlo pensando forse che dentro lo zainetto che portava sulle spalle ci fosse del denaro o preziosi. La vittima, divincolato, si è riuscita a scappare con il monopattino fuori dal perimetro del parco, trovando una volante della polizia a cui ha raccontato l'accaduto. Il cittadino egiziano, tornato sul luogo preciso dell'aggressione con i poliziotti, ha visto passeggiare i suoi aggressori identificandoli. Al momento della perquisizione uno di 2 tunisini aveva con sé dosi di cocaina e hashish. L'uomo, un 38enne senza fissa dimora, è risultato avere diversi precedenti specifici alle spalle. Era uscito dal carcere solo in primavera e aveva bivaccato per Mestre fino all'arresto delle scorse ore. Comparso davanti al giudice, il suo arresto è stato convalidato, esasperati i residenti della zona. La situazione è impossibile, cioè per chi ha figli e vive qui è una situazione impossibile. Io non posso più passare attraverso il parco e a me dispiace perché io vivo qui da quando sono nata e sto cercando di cambiare città. Ci passo sempre su questo parco.
parco perché vado in piscina, passo 2 volte all'andata e al ritorno. Non lo sapevo dell'aggressione, ma questa è una zona un po' particolare. Così è. Se non mettono un servizio comunale che accoglie i ragazzi che ci sono, la vedo dura. Un monito alle istituzioni affinché venga incrementata la sorveglianza nella zona. Il parco è impraticabile e purtroppo non si tratta di non accoglienza, ma si tratta che ci vorrebbe una vigilanza continua. I ragazzini che passano e vanno a fare sport e che vedono tutti i giorni gente che si riscalda l'eroina, che se la fuma, cioè non è possibile. Un pericolo per i ragazzi e gli anziani che attraversano il parco per andare a scuola, fare la spesa o andare a fare sport. E anche alle 4 del pomeriggio ci sono i bambini che vanno a fare sport al centro di Via Olimpia e ci sono i tossici che si iniettano eroina o la fumano. È veramente assurdo che nessuno si renda conto di quello che stiamo vivendo in centro a Mestre. C'è una tale insofferenza sociale che veramente sfocerà in una protesta. A Padova 2 pregiudicati sono stati arrestati per una truffa ai danni di un'anziana. Le avevano rubato gioielli per 30.000 euro che poi sono stati recuperati dagli agenti di polizia. Avevano appena derubato un'anziana a Milano, in manette a Padova 2 truffatori seriali. A finire nel mirino della Polizia di Stato 2 uomini di 49 e 63 anni, entrambi di origini campane e con numerosi precedenti per truffe e rapine. I malviventi, dopo aver pernottato in un bed and breakfast del Padovano, sono partiti in auto verso Milano, seguiti a distanza dagli agenti della squadra mobile che era da ore che li teneva sotto controllo. Nel capoluogo lombardo i 2 hanno messo a segno una truffa a danni di un'anziana di 88 anni. Con la tecnica del finto carabiniere l'hanno convinta a consegnare gioielli in oro per un valore di circa 30.000 euro. Subito dopo sono fuggiti a bordo della loro auto verso la città del Santo, dove sono stati bloccati e arrestati dalla polizia. L'aereo furtiva è stata interamente recuperata e restituita all'anziana vittima e al marito. La polizia, che quest'anno a Padova ha già arrestato 12 soggetti per fatti analoghi, rinnova l'appello a prestare la massima attenzione e a contattare subito le forze dell'ordine in caso di sospetti. E un operatore sociosanitario dell'ospedale di Udine è stato condannato per maltrattamenti a persone anziane. L'uomo somministrava farmaci senza prescrizione, era accusato anche di omicidio, ma per questa accusa c'è stata l'archiviazione. Pazienti anziani maltrattati e derubati in ospedale. Il giudice per l'udienza preliminare Roberta Paviotti del Tribunale di Udine ha condannato l'operatore sociosanitario Agostino Giovanni Giamusso, 42 anni, originario di Licata, a 1 anno e 11 mesi di reclusione, oltre al pagamento di 292 euro di multa. È stata concessa la sospensione condizionale della pena. Giamusso dovrà anche risarcire l'azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale, costituitasi parte civile, del danno subito per un importo di 4.413 euro. I fatti risalgono al 2022. Le indagini sono state condotte dai NAS di Udine con il coordinamento del pubblico ministero Giorgio Milillo. Giamusso era stato denunciato dai parenti di un paziente morto, inizialmente accusato anche di omicidio doloso. L'accusa è stata archiviata. Secondo quanto è emerso, l'operatore sociosanitario era solito somministrare agli anziani farmaci a base di benzodiazepine senza alcuna prescrizione medica. Tra le altre contestazioni è emerso inoltre che non cambiava gli indumenti ai pazienti, non rendeva disponibile acqua potabile e usava su di loro violenza. Tra gli episodi di maltrattamenti risulta un paziente preso a schiaffi a cui veniva contestato di disturbare durante la notte, ma non è tutto, perché l'imputato effettuava anche acquisti online utilizzando una carta di credito non sua e si impossessava di dispositivi medici e farmaci utilizzati per le terapie e la cura dei pazienti ricoverati. A sparire erano compresse Sequacor e Norvasc, del gel trasparente per ultrasuoni, quello utilizzato per le ecografie, e anche confezioni di Tantum Verde. L'imputato era difeso dall'avvocato Maria Elena Giunchi, che ha annunciato un probabile ricorso in appello dopo la lettura delle motivazioni. Servizio di Francesco Pezzella della nostra redazione di Udine. Ai carabinieri di Castelfranco Veneto è stata denunciata la scomparsa di un uomo, Gianfranco Tostello, di 66 anni, residente a Castelfranco. È alto circa 1,70 m, di corporatura magra, capelli corti, brizzolati e occhi castani. Si è allontanato dalla propria abitazione in sella alla bicicletta modello da uomo beige nella mattinata del 6 novembre scorso, facendo perdere le proprie tracce. Al momento dell'allontanamento indossava jeans e un giubbotto scuro. Chiunque avvisti l'interessato possa riferire informazioni utili
pregato di contattare il 112 dei Carabinieri. Si attende di conoscere la data per l'ultimo saluto a Stefano Farronato, l'alpinista di Cassola che è morto sotto le nevi in Nepal. La compagna e una sorella sono in partenza per il paese in cui è avvenuta la tragedia. Sarebbero dovuti essere questi i giorni della discesa dalla cima e del rientro in Italia per la spedizione Pambari Q7, giorni di racconto e di emozione per aver raggiunto una montagna di quasi 7.000 metri sul massiccio dell'Himalaya in Nepal. Il rientro invece sarà nel segno del lutto. Lassù al campo base 1 hanno perso la vita Stefano Farronato e Alessandro Caputo, trovati martedì mattina nella loro tenda sepolta sotto la neve. L'unico in salvo è Walter Perlino, capo spedizione, fermato da un malore. Le salme dei due italiani sono state ricomposte e recuperate dalle autorità locali grazie ad un'intensa e non semplice attività di soccorso che ha dovuto affrontare le difficoltà legate al maltempo che aveva colpito la zona nei giorni scorsi con forti venti e tormente di neve. Anche il console generale d'Italia a Calcutta, Riccardo Dalla Costa, competente per il territorio del Nepal, è arrivato nella capitale Kathmandu per coordinarsi direttamente con le autorità e le squadre di ricerca nepalesi in stretto collegamento con la Farnesina. Nel paese asiatico arriveranno anche i familiari delle vittime, 3 in totale quelle accertate tra i nostri connazionali. Della famiglia Farronato, da Cassola, sono in partenza Martina, una delle sorelle di Stefano, e Angela, la compagna con cui viveva a San Zeno di Cassola. Il sindaco Gian Antonio Stangerlin ha confermato la proclamazione del lutto cittadino in occasione della cerimonia funebre che sarà fissata appena sarà dato il nulla osta al rientro dei resti dell'alpinista. Servizio di Mirko Cavallin, l'ultimo saluto ad Alberto Zordan, grafico e runner che è morto nel sonno a 3 settimane di distanza dalla compagna di squadra Anna Ziglio. Le procure di Vicenza e di Verona hanno avviato indagini sui decessi, si parla di coincidenza ma si sta anche indagando su possibili cause del duplice decesso. L'addio ad Alberto Zordan nella chiesa di Santa Maria Assunta Gremita, con le scarpe da runner per ricordarlo. Il parroco ha detto: la corsa è una metafora della vita. Il ricordo commosso degli amici per l'ultimo saluto ad Alberto Zordan, grafico e runner appassionato, scarpe per correre ad omaggiarlo, perché quando si corre non c'è tempo per i brutti pensieri, ha sottolineato il parroco nell'omelia nella chiesa di Santa Maria Assunta di Sovizio Gremita. Una passione quella del 48enne per la corsa, metafora della vita, con i suoi traguardi che si raggiungono dopo fatica, sudore, fino alla gioia dell'arrivo, fino ad ottenere le medaglie della vita, le persone vicine, i familiari. Lascia moglie e figlia, così come i numerosi compagni di sport colpiti nel lutto e nella perdita di Alberto, descritto come persona di grande bellezza che non mancava mai di sguardi di fiducia e di incoraggiamento, dalla leadership contagiosa e dagli alti valori che trasmetteva. Alberto è veramente, io lo chiamavo, oltre a essere un amico fraterno, un samurai, un guerriero che affrontava nella vita, dal punto di vista familiare, lavorativo, sportivo, le sfide con una passione, con un'integrità, una compostezza veramente rare e preziose. Oltre che essere un samurai, ricordati che tu sei l'incarnazione di un aforisma che dice che la parola suona, come quelle che sto dicendo io, l'esempio tuona. E Alberto è un esempio, e uso il presente indicativo e lo sarà per sempre, perché lascia un vuoto grandissimo. Era un modello perché Alberto era una persona pura, coerente, applicata, dedita, amabile e amante della sua famiglia, dei suoi amici e del suo sport. Era uno che, come ha detto anche il Don, faceva tutto con voglia. Quindi la corsa, che è una metafora, sì, perché chi va bene è chi ha voglia di correre, chi vive bene è chi ha voglia di vivere. Ecco, questa è la vera metafora. Se n'è andato improvvisamente nel sonno tra sabato e domenica. Saranno i risultati dell'autopsia a far luce sulle cause del decesso che è arrivato a poche settimane di distanza da quello della maratoneta e compagna di squadra Anna Zilio, originaria di Marano Vicentino ma residente nel Veronese.
Oggi in regia Francesca Pezzo e Italo Morao, vediamo anche l'ultimo saluto a Pederobba, Chiara Zardo, la ragazza di 18 anni che è morta improvvisamente nel sonno. All'arrivo in chiesa il rombo delle moto ad accompagnare Chiara Zardo nel suo ultimo viaggio. In tanti hanno voluto stringersi alla famiglia per l'addio alla 18enne di Pederobba trovata morta nel suo letto la mattina del 25 ottobre. La parrocchiale, con appeso fuori lo striscione degli amici, non ha potuto accogliere tutti coloro che hanno voluto salutare per l'ultima volta questa ragazza dai bellissimi occhi blu, ricordata per la sua bontà ed altruismo. A molti ragazzi, amici di Chiara, si è rivolto il parroco Don Lino Bertollo nell'omelia. Portatela nel vostro cuore, perché così portate nel vostro cuore il suo desiderio, che diventa così il vostro desiderio, disseminare nel mondo il bene. Una ragazza, Chiara, che pur nella sua breve vita ha lasciato il segno nei tanti amici che le hanno voluto bene. Non ti dimenticheremo mai e se dovremo vivere ancora 100 anni continueremo a parlare di te ovunque cammineremo. Non ti dirò addio, ma semplicemente ciao Chiara. Poi le parole toccanti di mamma Elisa, affidate a Don Lino, che raccontano il grande cuore di Chiara, il suo altruismo, la sua capacità di vedere gli altri, di capire quando qualcuno aveva bisogno, il suo desiderio di rendersi utili, che aveva concretizzato superando il concorso per diventare operatrice sociosanitaria. Voleva lavorare con le persone con disabilità, prendersi cura delle persone più fragili. Era fiera di questa scelta. La sentiva profondamente sua. Proprio per questo i familiari hanno deciso di devolvere le offerte alla casa di Carla, residenza per persone con disabilità, dove Chiara avrebbe voluto fare il tirocinio. E mamma invita i giovani a portare avanti il suo sogno e a non dimenticarla. Dentro questo dolore così grande c'è anche qualcosa che resta. La sua bontà d'animo, la sua luce, i suoi occhi meravigliosi e quel modo unico che aveva di vedere la vita con semplicità, con profondità, con amore. Ciao Chiara, continua a ballare tra gli angeli, libera come ti è sempre piaciuto essere, ti ameremo per sempre, la tua mamma. All'uscita del feretro l'ultimo saluto degli amici è con la musica techno che tanto piaceva a Chiara. Una storia che è stata raccontata da chi l'ha visto, è stato rintracciato a Padova proprio dalla trasmissione di Federica Sciarelli, il figlio, oggi 67enne, erede di Malcolm. Questo Malcolm è un uomo della Guayana che era morto in Svezia durante il Covid, che lo aveva avuto in giovinezza ma non l'aveva mai riconosciuto e a cui voleva lasciare la sua eredità. Di lui si sapeva pochissimo, solo che era vissuto a Trieste e forse a Padova, ma è proprio nella città del Santo che è stato ritrovato Marco, oggi 67enne, frutto di un amore di gioventù vissuto a Londra nel 1958 tra la sua mamma e Malcolm, musicista della Guyana, morto in Svezia per Covid nel 2021. Malcolm non aveva mai riconosciuto il figlio e aveva perso le tracce della ragazza italiana che aveva amato e che aveva fatto ritorno nel suo paese, ma non ha voluto ricordarlo nel testamento. Dopo la sua morte, l'appello della vedova per ritrovare quel bambino nato a Trieste nel 1958, e così si era rivolta a chi l'ha visto per cercarlo. Dopo molte segnalazioni, le ricerche si sono concentrate su Padova e hanno trovato corrispondenze con Marco, che oggi ha 67 anni, è un soggetto fragile seguito dai servizi sociali, ma di carattere mite e molto studioso. È stato avvertito da un conoscente che gli ha recapitato una lettera con gli articoli di giornale a lui dedicati. La mamma gli aveva raccontato che era stato concepito a Londra ma nato in Italia e con lei ha vissuto a Padova fino alla sua morte avvenuta negli anni '80. Servizio Valentina Visentina, andiamo in pubblicità e poi torniamo e saremo in diretta con Alberto Villanova, candidato alle prossime elezioni regionali con la Lega, tra poco.
Di nuovo in diretta con Focus TG e saluto e ringrazio molto Alberto Villanova, che è il presidente dell'Intergruppo Legalista Zain, consiglio regionale. Grazie direttore, buongiorno. Grazie dottor Villanova. Ovviamente Villanova è candidato alle prossime elezioni per la riconferma e abbiamo parlato di molti temi in questi ultimi giorni. È iniziato il countdown in vista del voto. L'ultima notizia è stata quella che vediamo anche nel titolo con Francesca Pezzo e Italo Morao, il terzo mandato negato anche a Fedriga, no? È stato ovviamente impedito a Luca Zaia di fare un altro mandato, ma si pensava che le regioni a statuto autonomo come il Friuli Venezia Giulia potessero legiferare per averne un altro, perché sembrava che fosse consentito. La Corte Costituzionale ha detto di no e questo vale sia per Fedriga che per il Trentino. Ma la Corte Costituzionale ha messo sullo stesso piano tutte le regioni. La cosa secondo me veramente assurda è che il Parlamento abbia bloccato il terzo mandato per i governatori. Cioè stiamo parlando delle elezioni più dirette, cioè dove i cittadini possono decidere, fare una croce e decidere chi è il Presidente e dove possono con le preferenze votare i consiglieri. A noi fra 2 settimane andremo a votare e gli elettori possono scrivere il nome del consigliere che vogliono eleggere. E mi sembra assurdo che a impedire questa possibilità del terzo mandato sia il Parlamento, dove siedono comunque delle persone che magari hanno 8-9 legislature sulle spalle, che sono lì da quando io andavo ancora alle medie o alle elementari, e questi hanno deciso che i governatori che hanno l'incarico direttamente dai loro concittadini non possono andare avanti. Io credo che se ci fosse stato il governatore Zaia con una ricandidatura, i cittadini veneti sarebbero stati ben felici di poterlo votare per un altro mandato, lo dicono tutti i sondaggi, e lo stesso avrebbero fatto i cittadini del Friuli, i nostri vicini del Friuli Venezia Giulia con Massimiliano Fedriga. Perciò mi sembra veramente un'assurdità. Io spero che prima o poi il Parlamento intervenga o se non altro permetta le preferenze anche in Parlamento, che sarebbe secondo me un'altra bella norma in modo da fare eleggere direttamente dai cittadini i loro rappresentanti in Parlamento e in Senato. Senta, proprio a questo proposito, no? Perché questo è l'auspicio credo del 99% degli italiani, cioè che si possa finalmente votare per il proprio candidato con il voto di preferenza. Però si sente parlare di un'altra legge elettorale probabile, proporzionale, dove ci saranno probabilmente ancora i listini bloccati. Non è una cosa veramente... Io spero di no, sinceramente, spero di no, perché secondo me io adesso sto battendo la provincia palmo a palmo per far scrivere Villanova alle persone, no? per chiedere alle persone che dimostrino la fiducia nei miei confronti scrivendo il mio nome vicino al simbolo della Lega. E invece vediamo che quando sono le politiche i cittadini mettono la croce e in base all'ordine in cui ti mettono i segretari di partito nell'elenco, nel listino, c'è l'elezione. Allora secondo me è anche giusto che chi viene eletto in Parlamento rappresenti veramente un territorio e abbia la forza, anche il peso delle preferenze dei cittadini che lo hanno votato. Secondo me sarebbe una legge giustissima, che darebbe anche la possibilità insomma di avere una certa voce in capitolo quando vai a Roma a rappresentare i veneti. Certo. Perché quando vai a Roma a difendere l'autonomia o portare avanti l'autonomia, sai che dietro hai X voti, X persone che hanno scritto il tuo nome sulla scheda. Come abbiamo noi in regione, quando arrivi in consiglio regionale hai qualche migliaio di persone che ha avuto fiducia in te e che ti guarda e sa dopo dove venirti a trovare se non fai quello per cui ti hanno votato. E secondo me sarebbe veramente la cosa più giusta anche per riavvicinare gli elettori al voto. Adesso gli elettori si sono allontanati perché secondo me in Italia abbiamo troppe campagne elettorali, troppe votazioni. Questo autunno quante volte abbiamo visto campagne elettorali in 5 regioni. Bisognerebbe accorpare tutte le elezioni in una finestra unica durante l'anno, a maggio o in primavera, e mettere le preferenze anche per il Parlamento. Allora inizi a riportare un po' la gente a appassionarsi, ad aver fiducia in una persona e le fai anche votare più volentieri. Ecco, senta, proprio sul rischio astensione, no? Qualcuno lo chiama incubo astensione. Si è visto che dove si fanno campagne elettorali molto vivaci, è successo adesso a New York, per fare un esempio del nuovo sindaco di New York, un musulmano,
si è inventato di tutto, no? Come si usa fare in America, e c'è stato un crescente interesse per diciamo, questo modo di fare campagna elettorale. Servirebbe anche qui, diciamo, per smuovere un po' le acque, non so, qualcosa di eclatante. Cosa bisogna fare? Mi sa, direttore, che a me piacciono le campagne un po' frizzanti, non solo per le campagne. Esatto. Troppo fair play, cioè, è giusto il fair play, il rispetto tra gli avversari, però è anche giusto che ci sia una sana dialettica, insomma, che ogni tanto ci sia anche qualche bella litigata per far capire che non siamo proprio tutti uguali o la pensiamo tutti allo stesso modo. Cioè, ci sono dei temi su cui c'è una differenza enorme tra noi del centrodestra, noi della Lega e degli altri partiti, e questo va rimarcato, cioè non è qualcosa che va nascosto, è qualcosa di cui dobbiamo essere orgogliosi, di essere diversi dagli altri. E secondo me, quando anche tra due candidati presidenti o tra i consiglieri comunque c'è questa dialettica, secondo me il cittadino anche con un po' di emozione si schiera o da una parte o dall'altra. Se invece le cose vanno via piatte, spesso si sente dire ma non cambia niente da uno all'altro perché devo andare a votare, e invece cambia perché ci sono dei temi su cui io ad esempio non potrei mai andare d'accordo con la sinistra. Legittima difesa, sicurezza, immigrazione. Questi sono dei temi su cui ho sempre fatto le mie battaglie, molto spesso da questo studio, e su cui non andrò mai d'accordo con la sinistra perché abbiamo due visioni completamente radicali, ed è secondo me giusto far sapere ai cittadini e agli elettori che ci sono due visioni completamente diverse. Ecco, a proposito, proprio ne abbiamo parlato anche ieri sera, no? Il rischio della giustizia fai da te, perché ormai abbiamo visto anche poco fa un servizio con Christian Arboit che ci ha mostrato il video di a circuito chiuso di una casa che è stata assediata dai ladri, messi in fuga da un cane, ma si vedevano questi tre mascherati con una ragazza all'interno che urlava al fidanzato: guarda che vogliono entrare, insomma ore di panico. Alla fine è stato il cane a metterli in fuga, ma erano già saliti sul tetto, stavano... Cosa bisogna fare? Perché qui sembra che lo Stato sia completamente assente, o perlomeno non c'è una reazione adeguata a questo attacco che riguarda tutte le nostre province. Noi stiamo pagando decenni dove lo Stato ha messo attenuanti per i criminali, cioè ha trovato sempre una scusa per liberare i criminali. La legittima difesa, secondo me, è un tema che adesso è venuto alla ribalta col caso di Rovigo, ma io dico sempre, se un genitore, un padre di famiglia va a letto, non è che dice vado a letto sperando che qualcuno mi venga in casa perché voglio sparargli. Lui va a letto per stare tranquillo, ma se uno ti entra in casa di notte, rompe una finestra e tu hai la tua famiglia lì, le tue bambine, i tuoi figli, tua moglie, ma è normale che tu cerchi di difenderli con qualsiasi mezzo tu abbia a disposizione, e non può essere previsto che siccome il ladro entra con un cacciavite, con un piede di porco, allora tu devi chiedere: signor ladro, mi scusi, lei che arma ha in mano, che allora ne prendo quella adeguata. Se in mezzo della notte ti svegli di soprassalto e usi tutto quello che hai per difenderti, per difendere i tuoi figli o per difendere la tua casa, ma penso sia la cosa più normale e sacrosanta del mondo difendere la propria casa. E allora bisogna far passare il tema che quando uno entra in casa, rubare non è un diritto. Vivere sereni è un diritto, vivere a casa propria, la proprietà privata è un diritto, non rubarti casa. E allora lo Stato non deve avere dubbi su a che parte stare tra il criminale e chi è vittima di questi ladri, di questi lazzaroni. Deve sempre stare dalla parte di chi si difende. L'altro caso che a me sta particolarmente a cuore, il poliziotto di Verona, che è stato prosciolto in questi giorni, è stata chiesta l'archiviazione. Si è difeso con la pistola da un immigrato maliano con un coltello di 20 centimetri che lo stava per accoltellare. Ha passato un anno in tribunale questo poliziotto, un anno in tribunale perché ha sparato a un maliano che lo stava per accoltellare direttamente. Ma cosa doveva fare? Doveva aspettare di prendersi la coltellata per poi dire adesso posso fare qualcosa? Ma la vita di un tutore delle forze dell'ordine varrà più di uno che sta aggredendo delle persone e aveva già tentato di aggredire prima altre persone. È logico che quando muore una persona siamo tutti dispiaciuti, ma se questo stava buono non gli veniva sparato un colpo di pistola. E l'ultimo caso che è stato secondo me veramente eclatante, la rapina al primario di Conegliano. Sì.
il primario di Cornigliano, una bravissima persona che io conosco anche personalmente. Oggi sulla tribuna di Treviso ci sono le foto dell'aggressione fatte alle 3 del pomeriggio. 3 del pomeriggio questo è stato preso per il collo, gli è stato tolto il Rolex, gli è stato tolto la collanina con un coltello, in 2 l'hanno aggredito fisicamente, l'hanno buttato per terra e sono scappati. I carabinieri hanno fatto un lavoro eccezionale perché li hanno trovati dopo pochi giorni, ma cosa viene fuori? Che uno dei 2 era stato già arrestato per lo stesso crimine. Ma allora, ma quante volte deve essere arrestato uno come un lazzarone come questo prima di restare in carcere? Dobbiamo aspettare che faccia 3, 4, 5 rapine, che ci scappi il morto, che ci scappi qualche ferito, che faccia veramente dei danni? No, io credo che uno Stato serio mette fine a queste cose. Allora, il governo, il nostro governo, ogni tanto è un po' troppo timido su questi temi, perché secondo me ha paura che dalla sinistra parta l'accusa di fascismo, di voler mettere troppo ordine. No? Ha fatto bene a citare l'aggressione. Vediamo il video, sono impressionanti il video queste immagini pubblicato dalla Tribuna di Treviso. No? Questo è il medico aggredito da questi 2 criminali, che uno lo blocca, l'altro gli sfila il Rolex. Poi si impossessano anche di un braccialetto. Intanto c'è stato il rischio che il professore fosse poi potesse essere soffocato, no? Perché lo stavano tenendo per il collo. Lì ci potremmo essere io, ci potrebbe essere lei, certo. Ci potrebbe essere mia moglie, ci potrebbe essere una signora anziana, e noi non possiamo tollerare che questa gentaglia continui ad andare in giro così, a fare che venga arrestata, e perché ci sono sempre questi attenuanti venga rimessa in libertà 2 minuti dopo. Non è possibile, ma non è giusto nei confronti dei cittadini e non è giusto nei confronti dei carabinieri o della polizia, che rischiano la vita per portare in galera quella gentaglia là. Questa gentaglia non deve, primo, restare libera, e secondo, non deve neanche restare in Italia. Cioè vanno rimandati a casa, uno che appena, sappiamo il tema delle seconde generazioni. Qualcuno che si macchia di questi crimini deve perdere subito la cittadinanza, deve essere rispedito a casa sua. Ne abbiamo già tanti di lazzaroni italiani, non abbiamo bisogno di importarli anche dall'estero. E allora questo va detto senza alcun tipo di timore, e pazienza se la sinistra ci accusa di essere estremisti. Noi dobbiamo fare regole di buonsenso che vadano a tutelare i cittadini comuni, i cittadini che hanno il pieno diritto di stare a casa propria in sicurezza, in tranquillità, di andare a letto senza aver la paura che uno ti entri dalla finestra, o che possono girare per strada sicuri, tranquilli. Se c'è qualcuno che si comporta male, o in carcere o a casa sua, appunto, non ci sono alternative. Senta, Milanova, si chiede spesso di rafforzare le forze dell'ordine con uomini e mezzi per rendere più capillare il controllo del territorio, ma c'è chi dice non è che manchino dal punto di vista numerico, è che devono occuparsi anche di parti amministrative oltre a quella dell'ordine e della sicurezza. Direttore, ma noi possiamo avere anche il doppio delle forze dell'ordine e saremo felicissimi di averli, ma se dopo li prendono e li rimandano fuori dopo 2 minuti, certo. Cioè i carabinieri quando li arrestano, o la polizia quando li arresta sta gentaglia qua, dopo 2 minuti sono fuori. La vera riforma che serve è una riforma della giustizia, ma una riforma veramente seria, perché non è possibile che allora venga indagato chi si difende. Per fortuna nel caso di Rovigo, grazie alla legge voluta dalla Lega nel 2019, la legittima difesa, il pensionato che ha sparato, l'imprenditore che ha sparato a Rovigo non è stato indagato, esatto. Ma quanti ne abbiamo visti che sono stati indagati in passato per essersi difesi? E allora noi dobbiamo fare una riforma che vada a punire chi compie il crimine in maniera molto dura, molto più dura, e lo tenga in carcere. Mancano posti in carcere, se ne costruiscono altri. Cioè uno Stato serio fa così, e tuteli invece chi si difende, si tuteli i poliziotti, tuteli i carabinieri, tuteli il libero cittadino che cerca di difendersi, perché lo Stato non può avere dubbi sulla parte dove stare. Non ci possono essere questi dubbi. Uno Stato serio non ha dubbi. In qualsiasi altro Stato che io definisco serio, uno che prende un coltello e non cerca di accoltellare, si avvicina a un poliziotto o cerca di accoltellare, viene messo nella situazione di non nuocere più. Okay. Sì. Negli Stati Uniti non ne parliamo, ma anche in Germania, ma anche in altri paesi europei. Ma non è che sto dicendo qualcosa per incitare alla violenza, sto dicendo che le forze dell'ordine devono fare la propria parte e essere liberi di usare gli strumenti che hanno a disposizione per difendere i cittadini. Questo noi dobbiamo fare. Dobbiamo togliere il reato di tortura,
che è stato inserito dalla sinistra nell'ordinamento dopo alcuni atti veramente brutti che sono stati fatti da alcuni esponenti delle forze dell'ordine, ma per andare a colpire qualcuno si è andato a limitare l'azione di tutti quelli bravi agenti o carabinieri che quando devono fare un arresto non possono usare il taser, non possono usare la pistola, devono andare con i guanti bianchi e chiedere: signor ladro, per piacere venga con me in caserma che l'accompagno, se vuole anche un caffè, perché sennò vengono indagati loro. Ma non è possibile, non è una cosa da Stato serio. E poi c'è l'aberrazione della legge Cartabia, no? Perché che pretende che si vada a fare una querela di parte proprio per attivare le forze dell'ordine. Sì, anche lì bisogna metterci mano velocemente, ma io faccio sempre un paragone, dico: ma vi rendete conto che abbiamo borseggiatrici che sono lì, hanno state arrestate 50-60 volte, sono ancora a piede libero, però se un libero professionista, un artigiano sbaglia una dichiarazione dei redditi, finisce in mezzo ai casini per anni perché sbaglia una dichiarazione dei redditi. Ma non è un paese serio, un paese che fa così. E per quello dico: il nostro governo deve mettere da parte la timidezza o la paura di essere accusato di essere fascista, perché quella è l'accusa che ci fanno sempre da sinistra, no? Va tutelato l'ordine delle nostre città, vanno tutelati i cittadini per bene, non si possono sempre avere queste attenuanti. Una borseggiatrice che usa i bambini minorenni per proteggersi, per non finire in carcere, ma si toglie la patria potestà, se i bambini si affidano a qualcuno e la si manda in carcere, non si lascia a Venezia o nelle nostre città a compiere ancora queste malefatte. Non è una cosa seria, e questo governo è stato eletto proprio con questi obiettivi, cioè risolvere questi problemi che sono i problemi che la gente ha tutti i giorni e vanno risolti. Allora dobbiamo andare in pubblicità con Alberto Villanova, ci vediamo tra 2 minuti, state con noi. Di nuovo in diretta con Focus TG, ospite Alberto Villanova, consigliere regionale della Lega. Stanno uscendo i primi sondaggi, il sondaggio Ipsos dell'Osservatorio di Nuovo Diamanti ha dato un distacco tra Stefani e Maniddu. Stefani sarebbe in vantaggio di 36 punti allo stato delle cose, è un campione di 500 persone, un sondaggio fatto un paio di settimane fa. Secondo lei è questa la situazione reale? Sì, io prendo sempre un po' con le pinze i sondaggi, anche perché il campione, come diceva, è abbastanza limitato. Però ha la sensazione che ci sia un grande distacco, la sensazione che la candidatura di Alberto Stefani stia correndo bene, che ci sia una bella campagna da parte nostra sul territorio, e quindi sì, credo che non si distacchi molto dalla realtà. È anche vero che però secondo me i sondaggi bisogna lasciarli da parte e bisogna concentrarsi sulla campagna elettorale. Certo. Cioè non bisogna dar nulla per scontato, certo. Bisogna per rispetto degli elettori, perché il primo rispetto nei confronti degli elettori, cioè fare una campagna fino all'ultimo secondo, andare a spiegare cosa vogliamo fare, come vogliamo portare avanti il testimone di Luca Zaia nei prossimi anni e come vogliamo far crescere ancora il Veneto. Noi questo dobbiamo farlo fino all'ultimo secondo di campagna elettorale e andare a prendere tutti gli indecisi, ovviamente tutte le persone che già votano per noi, ma anche tutti gli indecisi, e soprattutto convincere la gente ad andare a votare. Cioè questo è importante, dobbiamo dare un segnale che il Veneto va in controtendenza rispetto alle altre regioni e va a votare, perché facciamo vedere che il Veneto è diverso dalle altre regioni. Senta Villanova, che peso ha la presenza del presidente Zaia come capolista in tutte le province? Cioè che traino è? Ma secondo me è come il marchio di qualità quando si compra un prodotto, cioè quando c'è il marchio di Luca Zaia sulla nostra compagine, secondo me questo insomma è una garanzia per gli elettori. Come dicevo prima, gli elettori, se già avessero avuto la possibilità di rivotarlo, sicuramente lo avrebbero rivotato con le percentuali bulgare che abbiamo visto in passato, ma non avendo questa possibilità perché qualcuno ce l'ha impedito, di sicuro avere il presidente Zaia che corre insieme a noi è proprio questo marchio che dà una spinta in più alla nostra corsa. E quindi io, come dico sempre, dai suoi studi
Sono fiducioso che la Lega si dimostrerà ancora il primo partito in Veneto e darà un segnale anche a livello romano. Ecco, senta, fosse così, diciamo, dal punto di vista degli assessorati, come adesso si parla di 5 assessorati a Fratelli d'Italia, 4 alla Lega, Guardi, io sinceramente non ho partecipato ovviamente alle trattative, ho letto anch'io dai giornali che c'è questa possibilità. Dico sempre che prima bisogna vedere com'è la composizione del Consiglio, perché la Giunta è un'emanazione di quelli che sono i risultati del Consiglio, i rapporti di forza in Consiglio, quindi non credo che se la Lega avrà si affermerà ancora come primo partito possa avere un numero inferiore di assessori in giunta. Però noi adesso secondo me non dobbiamo concentrarci sulle posizioni, bisogna concentrarci a fare il risultato migliore possibile, ma soprattutto a spiegare alla gente perché deve votarci. Certo, cioè, quella è la cosa importante, perché se parliamo già di poltrone la gente non va a votare, invece noi dobbiamo dire cosa vogliamo fare, come vogliamo rappresentare i bisogni dei veneti, come dicevo prima, far capire che qui ci sono delle persone che pur non avendo una competenza diretta sulla sicurezza però fanno da portavoce dei veneti anche in tema di sicurezza, in tema di imprese, di aziende, di artigiani, di famiglie, di agricoltura, di tutte quelle fasce che rappresentano il Veneto, e devono sapere che la Lega sarà in prima linea proprio per difendere queste fasce della nostra popolazione. Grazie molto Alberto Villanova, a presto, buon lavoro Villanova. Vediamo gli ospiti di questa sera a Focus: Corrado Callegari, Gian Antonio Darè, Paolo Galeano, Gennaro Marotta, Morena Martini, Maurizio Paccagnella, Giulia Princivalli, Paola Roma, Enoc Soranzo e Massimo Venturato. Grazie, è tutto per oggi, grazie a Francesca Pezzo e Italo Morao in regia, ci vediamo stasera, buona giornata.